cos'è la missione? Notizie e testimonianze dal mondo missionario. In studio Bruno De Franceschi. A tutti un cordiale saluto da Bruno De Franceschi. Amici, mi trovo a Reggio Emilia, presso il centro missionario diocesano, dove incontro Don Vittorio Trevisi, missionario Fidei Donum della diocesi di Reggio Emilia. Ordinato sacerdote nel 1972, dopo l'ordinazione è stato per 6 anni curato nella parrocchia di Salvatezza, vicino a Reggio Emilia, e i successivi 8 anni nella stessa parrocchia come parroco. Contemporaneamente, dal 1971 all'82 è stato prete operaio presso la ceramica matildica a Casalgrande. Dall'82 all'86 ha collaborato con la cooperativa Lo Stradello e sarà lo stesso Don Vittorio a dirci di che cosa si tratta. Qual era il suo impegno, voglio dire, all'interno di questa cooperativa. Nel 1987 è partito missionario in Brasile, nello stato di Bahia, diocesi di Rui Barbosa. Quindi avete sentito, amici, una vita sacerdotale molto intensa, molto piena. Pertanto direi di tralasciare ogni preambolo e partire subito con la conversazione. Don Vittorio, grazie infinite per aver accettato questo incontro. Ecco, io direi di tralasciare gli anni in cui sei stato prima curato e poi parroco nella parrocchia di Salvatezza. Possiamo bene immaginare qual era la tua vita. Passerei invece a parlare della tua esperienza di prete operaio presso la ceramica matildica. Ecco, come hai iniziato questo lavoro? Buongiorno a tutti o buonasera, dipendendo dalla trasmissione. Io ho iniziato a lavorare in fabbrica come prete nel 71-72. La volontà e il desiderio di lavorare in fabbrica è venuto da questa esperienza. Quando ero ancora seminarista abitavo in una zona con molte fabbriche, molte industrie e mi impressionava la quantità enorme di lavoratori che nell'ora di mezzogiorno, anche alla sera, uscivano e entravano negli stabilimenti. E una cosa che mi passava per la testa sempre era com'è che io posso essere prete, com'è che io posso evangelizzare queste persone senza sapere che cosa succede per 8 o più ore della loro vita che è la fabbrica. E da questa intuizione, da questo desiderio di partecipare un po' alla vita di queste persone è nata la volontà e il desiderio di lavorare. Il vescovo ha accettato e per 12 anni ho fatto questo tipo di esperienza. Nei primi anni, 7-8 anni a tempo pieno, 8 ore, quando sono diventato parroco ho ridotto a metà tempo questo impegno nella fabbrica. Don Vittorio, com'è stato il tuo rapporto con gli operai? Ottimo, nel senso che io ero della zona dove si trovava l'industria dove lavoravo e moltissime persone erano persone che io già conoscevo nella vita di ogni giorno. Addirittura qualcuno era anche mio parrocchiano, essendo parroco in una parrocchia vicino alla zona dove operavo come lavoratore. Non ci sono stati problemi particolari e con abbastanza facilità mi sono inserito nel mondo del lavoro. Don Vittorio, sappiamo che i ritmi di lavoro nelle fabbriche sono piuttosto stringati e non consentono possibilità, diciamo, di conversare anche brevemente.
Nonostante ciò, ti era possibile avvicinare qualche operaio e parlargli del Vangelo? Quando i lavoratori sollecitavano riflessioni, considerazioni su aspetti religiosi della vita, con certezza lo facevo, ma io credevo che più di tutto quello che doveva un po' essere motivo di evangelizzazione era il fare la stessa vita che loro facevano, cioè il condividere questi momenti, e nello stesso tempo loro sapevano molto bene che uscito dalla fabbrica io andavo nella parrocchia per celebrare, incontrare i giovani e fare quello che fanno tutti i preti di una parrocchia. Nell'ambiente operaio, tra i lavoratori, hai trovato anche ostilità, diciamo, verso la religione? Certo, c'era soprattutto da parte di coloro che erano più politicizzati un atteggiamento minimo di indifferenza se non di ostilità, solo che questo poi era un po' aggiustato e contornato da un atteggiamento di simpatia, di attenzione nei confronti della mia persona. Quindi spessissimo i lavoratori facevano la distinzione: i preti sono così, ma tu sei un'altra cosa. Ci credo bene, il tuo esempio li portava anche a dare un giudizio diverso. Don Vittorio, hai detto che hai trovato indifferenza e ostilità. Allora ti chiedo, preferivi l'indifferenza che spesso porta al nulla, oppure l'ostilità che può essere anche motivo di dialogo? Beh, l'ostilità aveva proprio questa finalità che si trasformava sempre in momenti di conversazione, di riflessione, di confronto, e credo che un atteggiamento, non dico di ostilità, ma o di non accettazione o critico, è certamente migliore di un atteggiamento di indifferenza. I tempi di Gesù non sono i nostri, quindi sappiamo che a volte per realizzare una determinata cosa occorre un tempo lunghissimo, molto più lungo di quello che potrebbe essere una nostra aspettativa. Ma al di là di questo, hai notato che la tua presenza in fabbrica ha dato in alcune persone un orientamento più sentito verso la fede? Beh, quello che succede nel cuore e nella mente delle persone è molto complesso saperlo. Io credo che con certezza persone che avevano un atteggiamento abbastanza o indifferente o ostile in un qualche modo si sono approssimate. Io non so quanti matrimoni ho fatto di lavoratori o figli di lavoratori, battesimi, non so, visite nelle loro case, sì. Quando moriva qualcuno spesso ero invitato, e tutto questo continua tuttora. Io sono già da oltre 20 anni fuori dalla fabbrica. Tutti gli anni, quando ritorno in Italia per un momento di visita alla famiglia, gli ex lavoratori organizzano una cena che andremo a fare anche in questi giorni, per riunire tutte le persone che facevano parte del gruppo in quegli anni che già sono quasi preistoria. A me pare, Don Vittorio, che sia un risultato eccellente e del quale tu dovresti essere molto soddisfatto. Io ho un buon ricordo di tutti gli anni passati in fabbrica, delle persone che ho incontrato, anche perché ero impegnato assieme anche agli altri lavoratori per conquistare maggiori diritti. In quegli anni i ritmi erano pesantissimi, i problemi della salute erano molto grandi, quindi sono stati ottenute molti risultati positivi a favore dell'organizzazione del lavoro, di altri aspetti della vita degli operai. E tutto questo è vivo nel ricordo mio e anche delle persone con le quali ancora ci si incontra. Don Vittorio, tu sei stato l'unico prete operaio nella diocesi di Reggio Emilia? No, in quegli anni ce n'erano 5 o 6. Dopo pian piano tutti hanno lasciato una presenza nelle fabbriche e si sono orientati per altre scelte o strettamente parrocchiali o di altro tipo, ma negli anni 70 c'erano 7-8 preti che lavoravano in fabbriche della diocesi.
Don Vittorio, qual è stata la reazione del direttore, del padrone di questa ceramica quando ti sei presentato a chiedere di lavorare come operaio? Tu, prete, anche se poi portavi con te un'autorizzazione del tuo vescovo. Ma era una situazione tutta particolare in quegli anni, perché la zona di Casalgrande fu considerata zona depressa e quindi tantissimi piccoli proprietari, agricoltori si unirono e formarono queste industrie piccole, non tanto grandi industrie. E i padroni non erano persone lontane, ma erano tutte persone conosciute, quindi l'impatto non è stato così grande. Don Vittorio, dopo questa splendida, mi piace definirla così, splendida e inusuale esperienza di prete operaio in una fabbrica di ceramica, ha iniziato l'attività con una cooperativa chiamata Lo Stradello. Ecco, ci vuoi presentare questa cooperativa e qual era il tuo impegno all'interno di questa? In quegli anni io ero parroco già dal 78, negli anni 80, inizio degli anni 80, conoscevo alcune operatrici dei comuni e dell'unità sanitaria locale in quel tempo che lavoravano con giovani con problemi di handicap e fu lanciata l'idea, e io feci parte di questo piccolo gruppo, di fondare una cooperativa con la finalità di inserire socialmente i giovani portatori di handicap, per sollevare i genitori dalla fatica di dover attendere tutto il giorno questi giovani. Immagino che questi giovani venivano portati al mattino e poi la sera rientravano in famiglia. Questi giovani al mattino con pulmini o con la corriera, chi era un po' più autonomo, si trovavano in una casa preparata con questa finalità e attraverso la collaborazione dell'ENAIP, all'inizio l'ENAIP ci ha aiutato molto in questo, ero diventato dipendente dell'ENAIP in quel tempo, si cercava di inserire questi giovani in un processo lavorativo nel limite delle loro possibilità. Ovviamente. Quindi c'erano attività di lavoro con legno, attività di lavoro con ortaggi, allevamento di piccoli animali, galline, conigli e quant'altro. E io mi ero inserito, anche perché mi piaceva, nelle attività legate all'agricoltura, ortaggi e fiori. Quindi c'erano degli operatori che seguivano questi giovani nelle varie fasi dei vari lavori. Certo, ogni settore, quindi il settore allevamenti, il settore piante o coltivazioni, il settore lavoro con legno, aveva un operatore o due che aiutavano i ragazzi a diventare un po' esperti nel operare in questi aspetti, con la finalità, come dicevo, di aiutare un po' le famiglie e anche di inserire socialmente questi ragazzi. Per esempio, una cosa che facevamo dall'inizio era a mezzogiorno non pranzare lì, ma andare con i servizi pubblici o privati o della casa nella mensa pubblica per fare in modo che i ragazzi conoscessero, fossero conosciuti, si sentissero dentro il tessuto sociale. Certo.
Don Vittorio, qual è l'età media di questi giovani? Era dai 15 anni in poi, 15-16 anni in poi. E oltre a momenti di lavoro, la cooperativa offriva anche momenti di svago, momenti di studio, di lettura. C'era più momenti di svago, che era per esempio, dipendendo dal settore in cui un gruppo operava, insomma, una visita a una fiera di fiori, una visita a allevamenti di bestiame in altre zone e così. Allora, adesso questo tipo di iniziativa ha avuto uno sviluppo molto grande, la cooperativa è diventata una cosa grande anche economicamente e ci sono operatori che non hanno problemi fisici, che operano nelle isole ecologiche, nel recupero di cose utili che vengono buttate via nella produzione di fiori a livello quasi industriale e in ogni settore di questa cooperativa che è diventata una cosa molto grande ci sono alcuni giovani inseriti. Questo significa che attualmente si esercita anche un commercio. Ah sì? La finalità è essere economicamente autonoma, anche se probabilmente ancora è difficile arrivare a questo. Oggigiorno, Don Vittorio, raramente si trova una persona che non accetta di buon grado la presenza di un portatore di handicap. Allora ti chiedo, com'era l'incontro di questi giovani con gli abituali frequentatori della mensa di cui ci hai parlato? A dire il vero c'era un atteggiamento un po' di perplessità da parte delle persone che non erano abituate a questo, ma non abbiamo mai avuto casi, perlomeno io non ho mai avuto l'occasione di incontrarmi in situazioni di un rifiuto o di un atteggiamento di rabbia, di non voler assolutamente niente a che fare con questi ragazzi, ma sempre c'è stato un atteggiamento o di perplessità, di non sapere come rapportarsi o di attenzione. Don Vittorio, oggi si tende a non pronunciare più la parola disabile, si dice piuttosto abile diversamente. Io non sono molto d'accordo su questo, sarà perché a me piace affrontare le cose e chiamarle con il loro nome. Abile diversamente mi suona un po' di presa in giro. Don Vittorio, tra questi giovani handicappati c'erano anche ragazzi con handicap mentale? Anche. C'erano anche ragazzi che avevano questi problemi. Lo affermi sottovoce e ti capisco. Don Vittorio, tra i collaboratori c'erano anche dei medici o del personale paramedico? Nella parte strettamente medica erano i genitori assieme nelle strutture sociali che noi, la nostra finalità, il nostro approccio con loro era l'inserimento nella società e aiutare i genitori un po' per alleggerire la pesantezza della. E com'è nata l'idea di dare vita a questa cooperativa Lo Stradello? Questa idea è nata all'inizio degli anni '80, quando le unità sanitarie locali cominciavano ad attendere sul territorio questi e altri problemi. La zona delle ceramiche era una zona particolare, tantissimi operai, i genitori tutti a lavorare, molte volte sti ragazzi senza molte persone per accompagnarli. È venuta avanti questa idea di un inserimento sociale per permettere alle famiglie di lavorare e di continuare le loro attività. Quindi è nata dentro di questa proposta ampia di riorganizzazione diciamo, della salute, dei problemi dei cittadini, che è avvenuta negli anni '80. Immagino, Don Vittorio, che ci siano anche frequenti incontri tra i genitori e la direzione della cooperativa. Ci sono incontri periodici, tuttora ci sono incontri periodici dei genitori, addirittura vari genitori che già sono in pensione perché sono passati tanti anni, sono volontari nella struttura dove i ragazzi si trovano ad operare.
quindi vanno là a fare alcune ore o di pulizia o di altro tipo, quindi c'è questo sforzo di fare in modo che tutti si sentano impegnati per fare in modo che questa struttura funzioni. 1987 sei partito missionario in Brasile. Quando sei partito, Don Vittorio, abbiamo sentito, avevi già acquisito diverse esperienze, non solo come parroco, ma anche come prete operaio e come collaboratore con la cooperativa Lo Stradello. Ma l'idea di andare fuori dall'Italia, missionario in Brasile, è stata tua oppure è un invito che ti ha rivolto il tuo vescovo? È un insieme, tutti insieme, nel senso che la diocesi di Reggio Emilia aveva una presenza organizzata in Brasile, in India e in Madagascar già da vari anni. Io ero andato in Brasile a visitare i preti della nostra diocesi nell'82, quindi ero molto interessato a quanto stava avvenendo in questa parte del mondo e della Chiesa. È una cosa che mi ha portato anche, diciamo, ad accelerare e a dichiarare la mia disponibilità, se ce ne fosse stato bisogno, per andare in Brasile. È stata un po' questa considerazione, cioè negli anni 87 i lavoratori avevano dal 70, io sono stato dal 70 in fabbrica, ho fatto l'esperienza in fabbrica dal 70 all'86 e nell'86 io ritenevo che i lavoratori avessero già ottenuto tante cose e quindi che fosse necessario che i lavoratori si aprissero ad una dimensione internazionale, cioè risolti un po' i loro problemi, adesso voi lavoratori, il sindacato avrebbe dovuto, secondo me, avere uno sguardo ai problemi di altre persone che ancora non avevano ottenuto quello che. Certo. Ma l'esperienza mi ha portato a concludere che non c'era molto evidente anche nei sindacati questa disponibilità, c'era un pochettino ma non era una cosa tanto significativa e questo mi ha portato alla scelta di lasciare la fabbrica, di lasciare il mondo del lavoro, ritenendo che non ci fosse più quella necessità anche di una presenza, di una testimonianza che c'era negli anni anteriori e da questo punto di vista è maturata dall'82, dopo la visita fatta in Brasile, da queste riflessioni, la disponibilità a fare strada con altra gente lontano da casa. Ma vedi, anche oggi i sindacati italiani sono molto attivi, ma diciamo all'interno dei confini dell'Italia, quello che succede fuori se ne occupano ben poco. Dunque, allora, arrivi in Brasile in missione con la benedizione del tuo vescovo e ce la puoi presentare questa missione? Beh, una diocesi dell'interno dello stato della Bahia, dove preti diocesani di Reggio sono presenti dal 1966-67, quindi è una collaborazione che sta raggiungendo i 40 anni. Ora l'estensione di questa diocesi è di circa 25.000 km quadrati, con 430.000 abitanti, 19 parrocchie, una ventina di preti, la maggioranza sono stranieri, 6 della nostra diocesi italiani, più 4 spagnoli, c'è un irlandese, c'è un filippino, ci sono dei francesi, il vescovo stesso è francese. C'è una presenza anche di una quarantina di suore di varie congregazioni, tutti impegnati nella pastorale, laici, e grazie a Dio, stanno nascendo vocazioni in questi ultimi anni. Abbiamo già in seminario 8 ragazzi, 2 in teologia, 3 in filosofia e 2 nel propedeutico. Quindi c'è motivo per sperare che da qui a alcuni anni la diocesi, almeno dal punto di vista dei preti, riesca a raggiungere un po' più autonomia. Quindi nessuno degli studenti locali è stato ordinato? È stato ordinato nel 92, un giovane è stato ordinato prete nel 92.
Tu arrivi, Don Vittorio, in questa missione che era stata fondata 20 anni prima, quindi un certo cammino era già stato compiuto dai tuoi confratelli che ti avevano preceduto. Certo, la diocesi era nata nel 60, nel 1960 era stata istituita questa diocesi. I preti italiani assieme ad altri sono arrivati nel 66-67, quindi la diocesi stava funzionando da 6 o 7 anni. Nell'87 erano già stati fatti molti passi. Molti passi, certo. Nell'87 erano stati fatti molti passi, ma dall'87 a oggi altri passi sono stati fatti, quindi parlaci di questi. Direi che nei primi anni uno dei lavori più significativi che sono stati fatti nella diocesi sono stati questi. Da una parte accompagnare le situazioni difficili in cui si trovava la maggioranza della popolazione. Molti senza terra, molti senza occupazione, una grande emigrazione, problema addirittura di fame, poca educazione, la scuola che non funzionava tanto, la salute molto precaria. Quindi con certezza credo che senza ombra di dubbio possiamo affermare che la diocesi, pur con tutte le sue difficoltà, ha cercato di accompagnare, di essere vicina, di essere solidaria con la maggioranza della popolazione che passava necessità. Un altro aspetto, credo, direi abbastanza significativo, che è venuto avanti nei primi anni della vita della diocesi è stato ed è tuttora la formazione, organizzazione, rafforzamento di quelle che si chiamano le comunità. Le comunità, perché tutte le parrocchie là sono formate da molte comunità, che sono poi parrocchie, piccole o grandi, perché qui si chiama parrocchia un agglomerato di 50 famiglie, là si chiama comunità, da 50 a 1000, anche di più. Solo che qui in ogni parrocchia, fino a non molti anni fa, c'era un prete, piccolo o grande, adesso magari c'è un prete ogni 3 o 4, là c'è un prete ogni 40, 50, 80 comunità. Io sono venuto via da alcuni mesi da una parrocchia che era formata da oltre 80 comunità. Quindi uno dei lavori, direi, più significativi dall'inizio della vita della diocesi fino a tutt'oggi è stato con certezza questo impegno, questa priorità di organizzare, dare forza alle comunità, con laici impegnati nell'animazione delle stesse. Qui nella mia scaletta, Don Vittorio, avevo segnato ancora laici, scuola e sanità, ma purtroppo non c'è più spazio per farti domande a riguardo di questi temi, di questi problemi, quindi dobbiamo concludere qui il nostro incontro, anche se con un minuto di anticipo. Io ti ringrazio, ti saluto, ti faccio i migliori auguri per un buon rientro in missione. Voglio salutare sentitamente anche le persone all'ascolto. Amici, vi aspetto tutte la prossima settimana. Veramente un cordialissimo saluto da Bruno De Franceschi. Avete ascoltato Cos'è la missione? Notizie e testimonianze dal mondo missionario. In studio Bruno De Franceschi.